Inaugurato stamani a Porta di Ponte, in via Gioieni, il monumento dedicato alla memoria di tutte le donne vittime di violenza, la stele, voluta e donata dall'assessore alla pari opportunità Roberta Lala, è stata scoperta alla presenza del sindaco Francesco Miccichè, dello stesso assessore Lala, delle autorità cittadine, militari e religiose. Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari di giovani donne agrigentine vittime di femminicidio, le famiglie Alfano e Ferro, diverse rappresentanti dell'Associazione Donne, quindi la lettura di una poesia scritta per l'occasione da Eva Di Betta e una preghiera in loro memoria è stata fatta da Don Baldo Reina. È un simbolo in realtà la memoria, proprio per non dimenticare nel cuore della città all'ingresso della via Atenea. I simboli devono fungere anche da monito per non dimenticare quello che è successo, quindi è un simbolo sostanzialmente per la memoria ma contro l'indifferenza, per far modo che chi passa di qua ricordi ciò che è successo affinché non accada più. Io l'ho voluto donare perché certe storie non devono passare nel dimenticatoio, ma devono affiorare nelle nostre coscienze e quindi ho deciso di metterlo proprio al centro della città per ricordare queste persone, per fungere da monito e oltre a questo stiamo preparando delle iniziative di prevenzione, quindi riportare le giornate porte aperte presso la Biblioteca La Rocca, perché spesso le persone vittime di violenza non denunciano subito, hanno bisogno di un supporto e l'amministrazione comunale presso la biblioteca con le associazioni preposte crea queste giornate dove chi è vittima di violenza, anche di quella violenza che magari non lascia segni, non lascia lividi, però c'è sempre un inizio che può essere graduale. Queste giornate servono per queste persone, le porte aperte, noi le accogliamo per fare in modo di accompagnarli in un percorso di protezione e di tutela. Ho visto che hanno fatto un nuovo disegno di legge che appunto dà più forza alla prevenzione e inasprisce le pene. È proprio una piaga la violenza sulle donne. Purtroppo ci sono le violenze eclatanti che finiscono col femminicidio, ma io voglio ricordare anche quelle violenze che non finiscono col femminicidio, ma è una sorta di dolore continuo ogni giorno, che è anche la violenza psicologica, la violenza economica. Io credo che lo Stato debba prendere delle contromisure e fare in modo di tutelare le donne anche per quello che riguarda il lavoro, perché spesso sono quelle che hanno più difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi fare delle leggi ad hoc per rendere anche le donne più libere di muoversi, di partecipare, di essere imprenditrici, di essere inserite nella stessa misura in cui sono inseriti gli uomini, perché ancora c'è molto divario in Italia su questo. È stata una brutta storia, come quella di mia figlia e tante figlie di mamme. Questa storia deve finire, che questi maschiacci ci togliano i figli. Spero che la giustizia fa qualcosa per questi uomini, perché i figli non si toccano, perché noi mamme facciamo tanto per i figli. Sono i nostri figli e loro non hanno il potere di ucciderli. Credo nella giustizia che difendano queste donne. Io credo. Signora, sono trascorsi tanti anni già dal femminicidio di sua figlia. Non pensa che siano aumentati di più nell'arco di questo tempo? Sì. Allora la giustizia italiana cosa fa in merito? Niente, non va nulla. No, a noi ci sono rimaste soltanto lacrime e piangere per i nostri figli che mangiano la terra e loro sono in galera che mangiano e vivono. Spero che queste cose cambiano, perché non si può ogni giorno 4 omicidi. Io non voglio più accendere la televisione, perché io già sono scottata, basta. 21 anni fa mia figlia è stata barbaramente uccisa dall'ex fidanzato dopo 6 mesi che si erano lasciati e mia figlia l'ha voluta togliere da questa terra. Cosa dire? Dopo quel giorno la nostra vita è cambiata, non è più quella di una volta. Perdere una figlia è una cosa grave, e specialmente in queste condizioni. Possa questa giornata essere utile affinché le istituzioni, la politica prendano a cuore questa situazione del femminicidio, possano prendere provvedimenti, perché in Italia, in tutta Italia, si sta sempre più moltiplicando questa piaga
affinché veramente possano provvedere. Cosa dire? È un giorno per noi doloroso. Le cose sono peggiorate, signor. Sì, infatti la televisione non si può guardare più, non c'è un giorno che non si sentono dire queste cose. E ogni volta che succede qualcosa del genere a noi si ci apre di nuovo il cuore, perché lo stesso dolore provano altri genitori e secondo me veramente qualcuno dovrebbe prendere provvedimento. Anima, fatti coraggio, impalpabile volteggia, più malvento. Sorvola umana gracilità, ogni mortale spasimo, ogni fallace oblio. Senza tempo, né volto né peso né affanno, né ombra di pianto, ti incrosti nel cuore. Rotti singhiozzi amari, si schiudono in petto. Equilibrio di cristallo, in odore rosa sfiorita. Rigati gli occhi, graffiante silenzio t'accompagna. Sprezzante mano funesta, impietosa affonda. Ergastolo di dolore, mutuo avanza. Svetta fiera, anima senzossa, su ali di libertà.